Finalmente una svolta per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico del Nuorese. Questa mattina, infatti, sono stati avviati i lavori di collegamento di un sistema di pompaggio dell'acqua del lago Govossai col potabilizzatore di Enneferru. L'infrastruttura consentirà di preservare le scorte dell'acqua dell'invaso di Olai e di garantire l'acqua a oltre 15 comuni, tra cui Nuoro, Foni, Mamoiada, Orani e, all'occorrenza, anche di Oliena ed Orgali, attualmente alimentati dalla sorgente di Sugologone. Nonostante siano state scongiurate le restrizioni idriche previste per il 27 di questo mese, comunque il tavolo dell'emergenza rimarrà aperto, con un appuntamento ai primi di marzo per un aggiornamento sul quadro della situazione. Questo è un intervento nato nell'emergenza idrica e garantirà quindi l'approvvigionamento dalla diga qua di Govossai verso il potabilizzatore di Gianneverro e quindi i comuni del Nuorese, Nuoro e gli altri comuni serviti anche quando i livelli saranno più bassi di quelli attuali. È importante perché mettiamo in funzione l'impianto di sollevamento che consentirà di recuperare quasi tutta l'acqua del Govossai per indirizzarla verso i potabilizzatori di Enneferru, risparmiando così quella che è la nostra riserva strategica, ovvero sia il bacino di Olai. È importante perché questo ci consente di affrontare con maggiore sicurezza i prossimi mesi. Il Nuorese non morirà più di 7? È presto ancora a dirlo, oggi è il primo tassello di una serie importante di azioni che vanno messe a sistema, quindi comunque se è vero che il buongiorno si vede dal mattino potrebbe essere comunque una realtà da poter determinare con le azioni successive. Spero che questo sia il primo di tanti altri aspetti che sono stati affrontati nei vari tavoli con tutte le varie istituzioni, tra cui appunto i responsabili del vertice del gestore unico, che oggi metta a disposizione di fatto tutto quello che è il potenziale di questo ente.